Mandi. La tastiera furlana è semplice e permette di scrivere svels e cores in lingue furlane, cui accents e i caratteri uschi. Mediante una combinazione di tasti tan semplice, non covente doprà il codice ASCII o inserì ogni volta dal test il simbolo che al covente. Di fatto, senza tastiere di queste, si ha di fare un procedimento più lungo e complicato. Il programma de tastiere ha invece tunevore facile di doprà e si dischiama dal sito internet de Arlev. Si va a sezione Struments e si sceglie la voce tastiere furlane semplice e poi dopo si fracca sul bottone Download tastiere furlane semplice. Questa nuova versione è adatta per Windows XP o superiore. Una volta installato il programma, e ven fuori la sua icona te barre dal desktop in basso a destra. Che spont, col programma attivo, per scrivere le lettere furlanis, si fa che il tasto Alt-GR lui la lettera che non si interessa. Si può anche scrivere il simbolo dall'euro. Si fa che Alt-GR lui il tasto col numero 5. Il stesso procedimento ha funzione per le lettere maiuscoli con la zonta dal tasto Shift prima di fraccare il tasto con la lettera. Anche per il carattere C con la cediglia maiuscolo. Se si fracca sulla icona dal programma, che diventa grise, le combinazioni vengono disattivate temporaneamente. Casinto un altro clic, le combinazioni si tornano a attivare e la icona torna a colori. Se si fracca parsore le icone col tasto destro dal mouse, al ven fuori un menu con questi voci. Attive, disattive, per disattivare in maniera temporanea le combinazioni e tornare a attivarle. Combinazioni, clica il schema di tutte le combinazioni, va fuori, pariesi dal programma, Utori, che al mostra la combinazione dai tasti, Informazioni. La tastiera furlane semplice, ad un col Gran Dizionario Bilinguale Italian Furlan e col correttore ortografico Furlan, si può anche installare direttamente di un CD-ROM che è in distribuzione gratuita all'IDE sede de Arlev, a Udin, in orari di uffici. Se si lavora in un ambiente Mac, non convente installare la tastiera furlane semplice, stanche si dopre direttamente la tastiera dal Mac, lì che il bottone dall'accento lungo è già presente. Per scrivere le lettere furlanis si fracca il tasto Alt e l'accento lungo insieme, o dopo la lettera che non si interessa. Al carattere C con la cediglia minuscolo si fracca Shift poi il tasto con la O con l'accento corto. Il stesso procedimento ha funzione per le lettere maiuscoli con la zonta dal tasto Shift prima di digitare la lettera che non si interessa. Al carattere C con la cediglia maiuscolo si fracca insieme Alt, Shift e la O con l'accento corto. Oppure si può fraccare la lettera che non si interessa e si elgi l'accento tra che i proponus. Sedi per letteris minusculis che perché maiusculis. Doprà la tastiera furlane alle semplice, non us resta che provà.